significato di questi cammini per la nostra comunità intanto è un legame con gli antichi cammini e gli antichi pellegrinaggi che lungo tutto il Medioevo attraversavano l'Europa fino ad arrivare a Gerusalemme e alle città sante legate alla tradizione cristiana. Attualmente è un luogo dove i pellegrini possono sostare, i camminatori possono sostare, ricevendo anche alloggio e aiuto nei vari percorsi e nei vari cammini. Allora, noi camminiamo in Sardegna, parte dalla splendida abbazia di San Pietro di Sorres, visiteremo la Grotta Ulari, che è un SIC, cioè un sito di interesse comunitario per la presenza di 5 specie di pipistrelle, in modo particolare della più grande colonia riproduttiva mista della Sardegna. Oggi abbiamo testato un cammino che è quello che collega la San Pietro di Sorres, quindi un monumento nazionale, la cattedrale di San Pietro di Sorres, con il nuraghe di Sant'Antine. Si tratta di un percorso di media difficoltà, di una quindicina di chilometri. L'emozione più grande per me è stupirsi davanti alle meraviglie paesaggistiche piuttosto che davanti a monumenti o siti di particolare interesse storico-naturale. Una sensazione è strano da spiegare, però di camminare un po' dove è nata la storia dell'Italia ma anche forse del mondo.